Se avete la macchina parcheggiata male vi conviene andare perché ci sono i vigili che fanno un sacco di multe. Grazie, no, sei a posto, per fortuna. Beh, anche se io sento che usa metterei, mica che chi sei che ha paura dei vigili. Dimmi la verità, che ho paura dei vigili. Chi? Chi? Cosa sono i vigili? Sei vigili! Urbani! I vigili urbani! E lei dice vi! Indietro si dice vigili! In italiano vigili. E vigili è una di quelle parole indietro che ti fai fatica a dire, perché sei pieno di fatica. Tipo un'altra parola difficile, per esempio se... Bai! Ma me lo deve urlare in faccia, Bagigi. Arachidi. Sì, ho capito, arachidi. Tipo, se ti in italiano ti viene a dire Luigi diede una badillata di arachidi ai vigili, ti riesci non avere problemi. Vabbè, in dialetto come sarebbe? È impossibile dietro, sì. Io, Gadana, sbagliate, ma io, impasta la bocca sempre. Benvenuti a Call Center Cortesia Speciale Natale. Sentiamo chi abbiamo in linea questa sera. Salve, sono Antonello e volevo un consiglio. Sì. Il giorno di Natale vorrei mandare dei messaggi originali per fare gli auguri ai miei amici e ai miei parenti. Bene. Ecco, lei ha qualche consiglio? Sì, guarda, hai chiamato uno dei massimi esperti di messaggi natalizi. Tra l'altro io sono così esperto di messaggi perché sono molto amico di quello che inventato il T9. Sai il T9, quello che ti mandi i messaggi, sì. Che ti aiuta a correggere le parole? Sì, Sai, lei è un veneto quello che ha inventato il T9? davvero? Sì, è un mio amico, si chiama Miotto, Luciano Miotto. Miotto. Che ha inventato il T9. Miotto. T9. Vabbè. Ecco, Senta, allora... per caso, Sì. può dare qualche consiglio di questo Miotto? Sì, no, vuoi capire che messaggi mandare. Allora, la prima domanda che ti devi domandare è questa. Che stile hai? Che stile hai? Perché se non sai il tuo stile non riesci a mandare un messaggio. Lo so, ma non so, può farmi degli esempi di stili? Sì, e ora che sei qui che si chiama i telegrafici. Sei qui che ti manda un messaggio con scritto tanti auguri o addirittura auguri. Basta. No, sono tra questi, no, forse manderei qualcosa di un po' più divertente. E ora te sì simpaticoni, ti a categoria dei simpaticoni, c'è qui che ti manda messaggi divertenti, foto divertenti, ma molto più spesso video divertenti. Oddio, divertenti, sei divertenti solo se ti hai una certa età, perché sennò sei una grandissima bueada, ma tutte le persone che hanno da 65 anni in su, quando che ricevi un messaggio del genere, sei capotà da ridere, allora ti vedi a tavola chi si batte del gomito, chi si dice guarda se rivanca, no, mi ha visto questo, forte fa morire a ridere questo, me lo mandito anche a me. E là scatta la tragedia perché siccome noi siamo buoni di usare il telefono, scatta la domanda, chi che te si buon, come sei che si fa? Sì, ma intanto Bianca Pasqua? Bravissimo. No, non sono neanche tra questi, forse farei un messaggio con qualcosa di più significativo. Beh, ora potresti appartenere a categoria encicliche. Encicliche, se quei che ti manda estratti dei papi, prediche del prete, insomma messaggi che sono lunghi 73 pagine che ti intanto non ti lesi e a fine te che rispondi grazie perché non ti sai cosa dire. Noi lese nessuno, ve lo dico. No, guardi, signor Duilio, non sono neanche tra questi, io non saprei proprio cosa scrivere. Cioè, tipo lei invece, cosa scrive sui messaggi di auguri? Me cosa che scrivo? Sì. No, ragazzo, guarda, io il 24 dicembre stuo il telefono e lo riaccendo il 7 di gennaio. Lei è un genio. Ascolti il mio consiglio e buon Natale a tutti! Grazie. Arrivederci!